Amici di Radio Guest, buona settimana anche dal nostro staff di Radio Guest. Siamo con Elisabetta Nicola, presidente della Prolotto di Cervignano, un altro partner di Radio Company. Elisabetta, come stai? Grazie di essere qui con noi. Buonasera a tutti, molto bene, grazie a voi dell'invito. Beh, in questo frangente, negli studi casalinghi, sia io che te, perché siamo molto impegnati e allora abbiamo dovuto rimediare in qualche modo. Ma Elisabetta è la presidente della Prolotto da un bel po' di anni a Cervignano del Friuli, però chi è in realtà Elisabetta? Allora, io sono mamma, ho 43 anni, lavoro presso uno studio commercialista, quindi diciamo che ne vedo di tutti i colori, quindi sono impegnata tutto il giorno, mamma di Leonardo che fra un mese farà 18 anni. Diciamo che ho sempre vissuto nell'ambito associativo, perché fin da ragazzina ho partecipato, frequentando il Ricreatorio San Michele, a tutte le iniziative che venivano svolte all'interno dell'oratorio, quindi dalle varie passaggi dall'Azione Cattolica per poi passare a animatrice dei vari centri estivi. Quindi diciamo che fino all'età di 20-25 anni sono sempre rimasta all'interno del ricreatorio. Diciamo da 6-7 anni faccio parte della Prolocco e quindi mi sono buttata verso questo mondo che è tutto diverso da quello che era il ricreatorio, diciamo. Immaginiamo. Tanto, insomma, una donna, a proposito di quote rosa, una donna che veramente rappresenti la tua figura, perché sei mamma, sei sempre stata impegnata sempre nel mondo dell'associazione, ma comunque nel mondo sociale. Parliamo della Prolotto di Cervignano. Quali sono gli eventi che state organizzando e che state portando sul territorio? Quest'anno un po' particolare, diciamo, perché come tutte le associazioni anche noi abbiamo subito il lockdown. Il lockdown non solo nei 3 mesi che lo Stato ha voluto darci, ma anche tuttora, perché organizzare eventi non è facile. E quindi abbiamo dovuto per quest'anno sospendere alcune cose, tipo il grande evento di maggio che era Terra e Fiume, per questo momento di stand-by. Abbiamo provato adesso il 5 di settembre a fare la festa del Refosco, una festa molto importante per la comunità perché si vanno a presentare i prodotti del territorio, i vini del territorio, i nostri vini del consorzio Vinidocca Aquileia. Siamo riusciti a farlo in un contesto semplice della Villa Chiozza, non grande come si faceva ogni anno, però l'affluenza è stata notevole, siamo contenti. Siamo in stand-by con San Martino, non si sa perché con i contagi che aumentano è difficile vedere a lungo termine ma anche a breve, perché dall'oggi al domani può succedere di tutto. Abbiamo annullato anche il Motor Festival che doveva svolgersi la scorsa settimana, un grandissimo nostro evento basato sulla vita dei motori, sulla passione delle 4 e 2 ruote. Beh, insomma, anche la cerimonia per il premio Nobel è stata sospesa, quindi non dovete spaventarvi, avete seguito le leggi o meglio le regole, perché credo che la Prolocco debba dare anche un buon esempio, vero? Si sta per concludere l'anno 2020, ma c'è davanti l'anno 2021. Cosa succede? Avete confermato bene o male tutte le manifestazioni, tutte le iniziative, o c'è addirittura qualche novità o c'è anche qualche manifestazione che non si fa più? No, diciamo che vengono confermate tutte le manifestazioni, vengono cambiate un po' le date perché forse la festa del Refosco viene anticipata sotto richiesta delle aziende, perché ovviamente in questo periodo con le vendemmie sono un po' sovraffatti dal lavoro, quindi verrà anticipato. Motor Festival forse anche verrà anticipato la primavera perché abbiamo le associazioni che sono nostri partner che premono per anticipare, per non far passare troppo tempo da settembre di quest'anno a settembre del prossimo. La Prolocco di Cervignano del Friuli, vediamo che è una Prolocco molto attiva, ha un calendario ricco di iniziative, ricco di eventi. Per organizzare tutti questi eventi ti avvali anche di collaboratori. Allora, innanzitutto io ringrazio i ragazzi che fanno parte del direttivo della Prolocco, da Roberto Giusti a suo figlio Marco, Fasano, eccetera, eccetera. Tutti quanti, siamo una decina, quindi senza di loro la Prolocco non esisterebbe, questo è poco ma sicuro, perché è la forza lavoro alla fine. Ringrazio le istituzioni che è il Comune di Cervignano perché ci sostiene in ogni iniziativa per tutto l'anno.
nella persona del sindaco Gianluigi Savino, nonché Federica Maule e Andrea Zampar soprattutto, per non dimenticarsi anche degli altri assessori assolutamente. Ringraziamo i commercianti, alcuni commercianti di Civignano che ci danno supporto non solo economico ma anche fisico, quindi ringraziamo soprattutto loro, e poi tutti quei volontari, tutti quegli amici che volta per volta ci danno quell'aiuto che... Sono in prima linea con voi, certo. Elisabetta, noi ti ringraziamo perché abbiamo capito che sei una donna molto molto impegnata, quindi ti lasciamo andare e naturalmente ti facciamo tanti auguri per le tue attività con la Prolaco di Cervignano del Friuli. Grazie. Grazie a voi e grazie a te Igor. Un abbraccio a tutti.